Ore 13, buongiorno e ben ritrovati come ogni mercoledì, siamo insieme alla CGIL che risponde alle domande. Andre, chiedo scusa, colpa è mia, non ti ho cambiato il titolo, perdonami, sì grazie, ma la colpa è ufficialmente mia. Adesso lo studiamo insieme, facciamo un brainstorming. 13.06, allora vi ricordo il numero per intervenire che è lo 04221626 eccolo lì, quindi approfittatene e cominciate a chiamare. Il tema l'abbiamo anticipato anche sulla pagina Facebook di Antena 3, parliamo di anziani, case di riposo, inevitabilmente comunque anche di quota 100, ci sono i dati non solo sui quotidiani anche oggi. Ma non per andare in casa di riposo. Non serve quella? Non serve quota 100 per andare in casa di riposo. Allora salutiamo e ringraziamo non Paolino Barbiero ma subito Francesca Benetti, perché noi siamo cavalieri. Buongiorno Francesca, bentrovata, che è del Dipartimento Contrattazione Sociale della CGIL. Buongiorno a Giorgio Pavan, direttore dell'Isla di Treviso. Buongiorno e grazie per l'invito. E lo avete già intuito e intravisto, mi sa, Paolino Barbiero, segretario dello SPCGL dei pensionati Treviso. Buongiorno. Ma io comincio, lo sa da cosa, vero? Dall'attualità. Andre, mi dai una mano? Sto cercando, era sulle pagine di quotidiani fino a poco fa, perché non ricordo i numeri, mi pare 149 a 110, ma di fatto il decretone, eccolo qua, prende il primo sì al Senato questa mattina. C'è stato un po' di movimento anche per la protesta di Forza Italia, hanno tirato fuori di nuovo i gilet azzurri, si è arrabbiata tantissimo anche la Presidente del Senato, che insomma, è di derivazione Forza Italia ma li ha trattati con severità, e quindi al famoso decretone arriva il primo sì. Reddito di cittadinanza e quota 100. E pensione di cittadinanza, perché c'è anche la pensione di cittadinanza e quota 100, quindi arriva il primo sì. Noi abbiamo incontrato il sottosegretario, noi, la CGIL, CISL, UIL nazionale, hanno incontrato proprio l'altro ieri il sottosegretario Durigon. Ha preso degli impegni che dovrebbero essere affrontati durante questo percorso parlamentare, cioè quota 100, che sostanzialmente dobbiamo chiamarla col suo nome, è una forma di prepensionamento che dura 3 anni, perché per i prossimi 3 anni si permette a chi vuole di andare in pensione avendo 62 anni di età e dimostrando 38 anni di contributi. Sono già usciti migliaia di persone, noi abbiamo la fila al patronato delle persone che chiedono se hanno i criteri per andarci, e poi ci chiedono anche una valutazione delle relative convenienze. Il punto vero è che questo risolve il problema per una parte di persone, mentre invece tutte quelle che hanno 63, 64, 65 anni e non hanno i 38 anni di contributi devono aspettare senza pensione e senza reddito l'opportunità per trovare una soluzione ai loro problemi, perché ci vogliono 67 anni per andare in pensione, che sono destinati ad aumentare, perché nei prossimi anni diventeranno 70, perché sostanzialmente non è stata abrogata l'attesa di vita, cioè, per dirla semplicemente, la legge Fornero non è stata abrogata, poi continuano a dirlo, ma nei fatti non è stata abrogata. C'è una platea di persone che può andare in pensione, molto bene, c'è un'altra platea che può avere un'integrazione alla pensione, perché la pensione di cittadinanza non sarà un aumento sulla pensione, ma sarà una card che verrà data in aggiunta alla pensione da spendere con gli stessi criteri del reddito di cittadinanza. Su questo noi stiamo studiando bene tutto l'articolato in modo da dare delle informazioni precise, e siccome il tutto partirà il 6 di marzo, noi stiamo già attrezzando i nostri uffici per dare le risposte alle persone che verranno, sapendo che il 6 di marzo avremo tanti problemi, perché il portale non è ancora in funzione, quindi le persone pensano di venire là e in 10 minuti di risolvere tutto, bisogna verificare tutti i criteri di accesso, e sono molti, e quindi, come abbiamo visto anche per quota 100, troveremo molte persone che cadranno dalla illusione che si erano costruite rispetto alla pubblicità che è stata fatta su questi temi. 70.000 in questa Italia hanno fatto richiesta, Ma l'ultimo penso numero di sì, diffuso da credo Salvini. Che solo in Veneto siamo attorno ai 5.000, quindi insomma. Che hanno fatto richiesta ufficiale. Sì, noi tra l'altro abbiamo il dato
di quelli che fanno richiesta per via assistita, quindi attraverso i patronati. Consideriamo che ci sono molti che hanno fatto la richiesta per conto proprio attraverso l'accesso al sito internet dell'INPS. Poi bisogna vedere se l'INPS certifica che queste persone possono andare o no. Allora, sono 149 voti a favore e 110 no. Abbiamo una telefonata, anziani, quota 100 e case di riposo, grazie Andrea e Toni. Telefonata da casa, 0422 1626 798, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, prego. Niente, io volevo un'informazione del signore lì che non mi ricordo come si chiama. Paolino Barbiero. Sì. Volevo sapere, siccome io ho una pensione sociale, Sì. nel mio caso posso fare domanda per... Per avere la pensione di cittadinanza? Posso farla? Io ovviamente ho qualcosa... Se vive da sola, non ci sono altri redditi e ha più di 67 anni, questo è uno dei casi che valutandolo può esserci l'opportunità di avere la differenza tra la pensione propria, sociale, e la pensione di cittadinanza. Quindi forse bisogna valutarlo, perché se per esempio è sposata e ha il marito, potenzialmente sì, se è sola sì. Ecco signora, adesso siccome è caduta la linea, però ecco, faccio una verifica perché potrebbe rientrare in questi criteri, ma bisogna appunto avere una visione d'insieme. Allora, noi abbiamo anche delle slide oggi, no? Perché parliamo anche, ovviamente, anche di case di riposo. Che cos'è questa? Una raccolta firme? Di riposo. È una raccolta firme? È una raccolta firme che abbiamo già cominciato, è una raccolta firme unitaria, quindi concordata con CISL e UIL. In questi giorni abbiamo superato le 5.000 firme, l'obiettivo è quello di arrivare a più di 20.000, si può firmare nelle assemblee che stiamo facendo come sindacato dei pensionati, si può firmare nelle sedi sindacali e dall'altro ieri si può firmare anche via internet, poi magari la Francesca spiega come firmare e chiederemo a te di essere uno dei primi firmatari via internet. Testimonial. La raccolta per cosa? La per raccolta firme sostanzialmente su 3 temi, poi vedremo i numeri assieme. C'è una differenza tra impegnative di residenzialità e posti letto, semplificata. Circa 4.000 anziani non autosufficienti in provincia di Treviso possono andare in casa di riposo e avere in dote un contributo che la Regione mette, che è o 49 euro o 56, a seconda della gravità, e poi paga una retta attorno ai 50 euro. Per altri 1.600 persone invece, con i posti letto autorizzati, devono pagarsi la retta intera, e la retta intera costa tra gli 80 e 90 euro, tra l'altro sottodimensionata rispetto a quello che è il costo reale delle case di riposo, ma che per l'utente vuol dire 30.000 euro all'anno, anche di più, quindi sono cifre consistenti. Quindi noi chiediamo che la Regione rivela... Cioè, di 80 euro al giorno? Sì. Ecco. Che la Regione rivela i criteri per le impegnative e faccia un'aggiunta di risorse per distribuire più impegnative e dare a tutti la possibilità di andare in casa di riposo senza che ci sia chi è più fortunato, se può chiamarsi fortunato chi paga 50 euro perché non sono pochi, rispetto a chi invece ne deve pagare 80-90. Questo consentirebbe anche alle case di riposo di avere un maggiore equilibrio finanziario e di non abbassare la qualità del servizio. Seconda cosa, per attivare un percorso che porti all'impegnativa bisogna andare dal medico, fare un certificato, c'è chi ci chiede 30, c'è chi ci chiede 50, c'è chi chiede 100, molte volte bisogna ripetere anche la visita, quindi chiediamo di uniformare a un livello basso il costo dei certificati e poi fare in modo che INPS e ULS facciano un'unica commissione per accelerare i tempi, perché anche accelerando i tempi così verificheremo che ci sarà una lista d'attesa molto più lunga e quindi alla fine anche ciò che stanno dicendo che non ci sono liste d'attesa si smonterà e la dimostrazione è che bisogna fare più impegnative. La terza, quando uno paga una retta in casa di riposo c'è un costo sanitario, i costi sanitari si possono detrarre e dedurre nella dichiarazione dei redditi. In Veneto non c'è una regola, c'è una giungla, anche gli stessi direttori delle case di riposo nel calcolare quanto portare in detrazione diventa complicato, perdono molto tempo per fare queste cose. Chiediamo alla Regione che, senza aspettare l'autonomia, in 5 minuti faccia una normativa come l'ha fatta l'Emilia Romagna.
che ha stabilito sostanzialmente che, essendo la regione che determina le condizioni con cui devono agire le case riposo, si determini anche qual è la quota che deve essere portata in detrazione. E in questo caso l'Emilia ha fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate che si può portare il 50% della retta in detrazione. Sono 3 cose importanti. Noi tra l'altro chiediamo non solo agli anziani di firmare, ho firmato anch'io perché non sono ancora anziano, ma vorrei che la Regione Veneto, che ha fatto tante cose importanti, mettesse ordine su questo sistema, perché quando arriveremo noi, oggi facciamo un servizio per chi ha bisogno, domani sarà pronto anche per allora, facciamo così. Firmare anche i giovani. Allora dopo la firmiamo, così vi spieghiamo come si fa, poi sentiremo anche il direttore Francesca dopo la pubblicità, ma prima una telefonata, vediamo se riusciamo a sentirla rapidamente. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno, io ho una domanda al signor Barbiero, che sì. avevo sentito una sera, stavo ascoltando, che stava parlando delle pensioni, che stava parlando di 20 anni, di 62 anni e 20 anni i contributi. Avrò diritto alla pensione, perché una volta davano a 60 anni prima della legge Fornero. Bravissima signora, l'esempio calza, siccome stanno dicendo che hanno abrogato la Fornero, se fosse vero lei potrebbe andare in pensione. Perché... No, non può, dico solo che paradossalmente non siamo noi che diciamo che è stata abrogata la Fornero, è chi sta al governo, ma se avessero abrogato davvero la Fornero, lei avendo più di 60 anni e 20 anni di contributi, tornando prima della Fornero avrebbe diritto di andare in pensione, invece deve aspettare i 67 anni. Se nel frattempo, siccome ne ha 62, ne mancano 5 per arrivare a 67, c'è lo scatto di attesa di vita, molto probabilmente saranno 67 e 5 mesi. Ho capito. Auguri, quindi si incazza con chi deve arrabbiarsi, non col sindacato, perché noi la nostra parte la stiamo facendo. No, immagino. Grazie mille. Chiaro, grazie signora, buona giornata. Pochi istanti torniamo in diretta, vi aspettiamo. Allora, ore 13, torniamo in diretta, vi ricordo ancora lo 0422 1626 798, approfittatene come fatto finora per domande, curiosità e commenti. Allora, Giorgio Pavan, direttore, intanto la sua idea, visto che ascoltava con molta curiosità anche il tema di quota 100, come si abbatte diciamo, nel suo mondo e cosa ne pensa? Intanto su quota 100 bisogna dire che la matematica è un'opinione. Perché? È perché non è quota 100, è quota 62,38, perché 61,39 fa sempre 100 ma non fa quota 100. Ma non vale. Quindi ecco, certo. è quota 62,38 e a proposito di quote, sulla SVAMA bisogna avere almeno 60, quota 60 per entrare in casa di riposo. La SVAMA, i tempi da te... No, la SVAMA è lo strumento che viene utilizzato, chi vuole entrare in struttura deve compilare questa SVAMA. Scheda, medico, valutazione, eccetera. multidimensionale. Sì, una roba complicata, ma comunque è una scheda che valuta il bisogno. E questo bisogno viene proprio punteggiato da 0 a 100 e ha diritto d'accesso in struttura chi supera quota 60, cioè la Regione prevede che sotto il 60 non c'è diritto d'accesso alla struttura, è anche ragionevole che sia così, insomma, devono accedere coloro che hanno maggiore difficoltà, quindi anche nella SVAMA c'è quota 60 in questo caso su 100. Per quanto riguarda quota 100, ad esempio noi abbiamo 630 dipendenti, abbiamo visto che riguarda solo 4 dipendenti, questo come dire per noi è abbastanza positivo, ci fa molta più paura che ne so, i concorsi che stanno facendo le ULSS di infermieri e operatori, che ci danneggia molto di più di quota 100. Perché ad esempio dal punto di vista contrattuale i contratti della sanità sono più interessanti del contratto enti locali, come nel nostro caso degli enti pubblici, e c'è una naturale transumanza, diciamo così, di dipendenti che pubblici dalla vostra struttura scelgono va alla struttura sanitaria, cercano con il concorso di andare sì, qui c'è un grande tema legato alla programmazione, professionalità affine per passare nel sistema. Sì, ma c'è un problema, un grave problema che riguarda medici, infermieri e operatori sul piano della programmazione e della formazione,
io sono a Scavalco direttore anche a Belluno, e a Belluno gli operatori sociosanitari si cercano col lanternino, dobbiamo fare pubblicazioni in Puglia, in Calabria, in Sicilia e pregare che vengano su questi ragazzi dal sud, perché al nord si fanno fatica a trovare queste professionalità. Questo è un problema oggi grave, se non troviamo delle soluzioni sarà drammatico. Sarà drammatico, certo. Sarà drammatico. Per il futuro. Telefonata, sì, la sentiamo. 0422 1626 798, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Andrea Antonio, da San Polo di Piave. Dica Antonio. Vorrei parlare un po', due parole con il signor Barbiero. Ecco, io ho fatto 42 anni contributivi a fine dicembre qua, e per cui mi sa dire quando vado in pensione. Quando fai 43 anni, quando fa i 42 anni, se quest'anno fa 42 anni e 10 mesi di contributi, può andare in pensione subito, sapendo che c'è una finestra di 3 mesi, oppure lavora anche quei 3 mesi e finisce di lavorare e percepisce subito la pensione. Sì. Allora io faccio i 42 e 10 mesi, come dice. Sì, 42 e 10 mesi. Quando ha fatto i 42 anni? A dicembre. Quindi A vuol dicembre, dire ottobre, che a ottobre. Fai 10 mesi. A ottobre può andare in pensione, sapendo che poi la pensione gliela pagano da Novembre, dicembre, gennaio, quindi primo febbraio. Se invece lavora fino a fine gennaio... Sono iscritto al sindacato. Ma Antonio, mi dica, scusi solo una cosa, quindi lei sta lavorando ancora in questo momento, giusto? Sì, sì. Quanti anni ha? Non è determinante, No, non c'entra niente. Non c'entra Io nulla. faccio 59 lui va anni tranquillo. a maggio. Niente, deve aspettare ottobre. Lui a ottobre può andare in pensione, sapendo che poi la pensione la percepisce da febbraio. 3 mesi dopo. Lavora 3 mesi e comunque la percepisce a febbraio senza avere il vuoto, perché la finestra è un periodo in cui tu hai diritto di andare ma non percepisci i soldi. È stanco Antonio? Sono stramberie che si sono inventate. Col pieno, voglio andare col pieno della pensione. Sì, va col pieno. Ce la fa? Aspetti ottobre, va bene? È stanco? Sì, d'accordo. No, per averla deve aspettare febbraio. Esatto, a ottobre ho dato la matura, tra 10 mesi la matura, a febbraio un anno, esatto, 1 febbraio 2020 inizia a percepirla, va bene? Ma perché non hanno abolito San Fornero così? Siamo già andati da un pezzo a 41 anni. Appunto, sto dicendo che non hanno abrogato la Fornero, bravo, ti ringrazio per la domanda. Così mi arrabbio ancora di più. Grazie Antonio, buona giornata. Allora, che facciamo? Francesca ci spiega cosa bisogna fare. Per firmare, tu sei il primo firmatario, poi anche il direttore gli chiediamo di firmare. Anche il direttore dovrà firmare. Allora, Francesca, cosa dobbiamo fare? Anche perché spiega anche lui come la pensa su queste 3 cose. Facciamo una cosa velocissima. Mi collego alle 3 richieste fatte dal sindacato a livello unitario. È partita una raccolta firme durante le assemblee dello SPCGL, che seguiranno anche quelle degli altri sindacati dei pensionati. Si può firmare nelle sedi sindacali, si può firmare anche online. Si può accedere direttamente dal sito della CGIL di Treviso, se lo vogliamo anche vedere, nella home page che è cgiltreviso.it. C'è una notizia e la prima in alto a sinistra, raccolta quindi firme. clicco, Clicchiamo, clicco, via, ecco, scendiamo, area anziani, 3 richieste alla regione, firma online, eccolo qua. perfetto, la prima riga. Riconoscete la veridicità, diciamo, del sito guardando questa fotografia. Sì, ma devo cambiarla perché era qualche anno fa, così un quindi po'. sono un po' invecchiato. Ha scelto il bianco e nero per essere certi che i capelli fossero neri, diciamo, in questa foto, va bene? Poi raccolta firme, Francesca. Già la prima riga, firma online la petizione su change.org, che è quindi uno dei clicco la portali parte più gialla, grossi. no? Qui. Esatto, Ok. sopra proprio la scritta Veneto, 3 richieste alla regione. Ok. Ci reindirizza questa piattaforma, che è una delle principali piattaforme di petizioni online. Qui c'è una descrizione delle richieste anche in maniera dettagliata. Inserendo semplicemente nome, cognome e l'email possiamo sostenere le richieste dei sindacati e prima di tutto informarci su quali sono le richieste, che è una delle cose fondamentali della campagna.
Cioè sono 30 righe da leggere, molto semplici. I sindacati dei pensionati trevigiani chiedono alla Regione di adottare soluzioni più veloci, eque e trasparenti nell'ambito dell'assistenza anziani, in particolare di quelli in casa di riposo, più impegnative di residenzialità. Tutti gli anziani non autosufficienti in casa di riposo devono poter avere un posto letto con il contributo economico della Regione, ci diceva poco fa Paolino Barbiero. I tempi, al punto 2, per ottenere la scheda di valutazione multidimensionale dell'anziano vanno ridotti e uniformati per permettere a tutti l'accesso ai servizi. 3.3, la Regione deve intervenire subito con una norma per certificare un'unica percentuale di spesa sanitaria scaricabile. Questo mi sembra un punto molto interessante. Sì, dopo l'ha fatto l'Emilia Romagna, quali altre regioni l'hanno fatto? Si sa, no? C'è anche la Lombardia, però quello dell'Emilia Romagna è quello più semplice, quindi se dobbiamo copiare, copiamo quello che funziona meglio. Allora, Francesca, io ho scritto Ferdinando Varino, ferdiava@gmail, sì, fatemi sapere petizione se vince, vabbè, ok, firma. Firma. Clicco qua, giusto? Firmiamo. Il bottone rosso, firma questa petizione. Si può scegliere di mostrare o meno il proprio cognome anche. Vabbè, insomma, questo ormai ho firmato, quasi fatta. Perfetto, adesso qui abbiamo... condividi su Facebook. Vabbè, adesso se clicco lo condivido su Facebook, esatto. poi, eccetera. Va bene. Molto semplice. Torniamo da te subito, altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Gianfranco da Padova. qua. Avevo due cose da chiedere. La prima sul caso di riposo. Allora, nelle case di riposo ho sentito, anche per mia mamma, io ho firmato un contratto che dicono che è praticamente una fideiussione, che però dicono che non è da annullare, perché quando una persona anziana ha problemi di mente, di testa, cioè con le malattie, demenza eccetera, è totalmente a carico della sanità, cioè dello Stato praticamente, quindi i familiari non dovrebbero assolutamente pagare nulla. Questa è la prima cosa. Poi invece per la seconda io ho un documento che ho stampato in internet che è scritto pensione anticipata contributiva, per la quale sono richiesti 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale. Che roba è sta roba qua? Cioè, se uno non c'ha la pensione, come fa ad avere la pensione? Non ho mica capita. No, è una finestra di accesso alla pensione prima, facendo riferimento al calcolo, e alla fine il calcolo deve essere 2 volte, l'assegno sociale. Siccome l'assegno sociale è 458, mi pare, quindi 900 sono 2 volte, 0,8, se il calcolo della pensione 916 supera i 1100, è possibile andare in pensione con questa finestra. Ah, ho capito. Perché mia moglie ha l'età, ci siamo con l'età, e ha 21 anni di contributi. Diciamo, se prima guardava il sito della CGIL, la seconda casella è Toto Pensione. Se clicca sul Toto Pensione ci sono le tabelline che hanno tutte queste opportunità. Poi un conto è ragionarne così in 30 secondi, l'altro conto è se c'è un'opportunità venga in un patronato Inca e vedremo se è possibile farle un vestito su misura. Benissimo. Sì, ecco, poi invece per quel discorso che le ho fatto prima delle case di riposo, se c'è questa cosa, se è vera o cosa, insomma. Ah, ok, direttore? Sì, è una questione un po' articolata, diciamo così. In linea di principio potremmo essere d'accordo con quello che lei sta dicendo. Il problema vero è che se è una spesa sanitaria bisogna fare in modo che non ci rimettano le case di riposo, ma che i soldi li metta il sistema sanitario nazionale e quindi il sistema sanitario regionale. In verità ci sono alcune sentenze che dicono che effettivamente è un problema sanitario e quindi è una spesa totalmente sanitaria, e altre sentenze che dicono esattamente l'opposto. Quindi è anche questo un argomento da normare, da definire in modo più preciso. Quello che volevo precisare è questo, che adesso da noi mi è nuova il tema della fideiussione, così come è illegale chiedere degli anticipi, ad esempio, agli anziani che vogliono entrare nelle strutture per anziani. In Veneto è illegale, c'è una norma che lo vieta.
tipo cauzioni o cose di questo tipo. Detto questo, il contratto che viene stipulato tra i familiari e la struttura riguarda l'aspetto alberghiero e non l'aspetto sanitario. Se una famiglia si assume l'onere, diciamo così, di sostenere un contratto di tipo alberghiero, poi deve onorarlo. Nulla vieta che la famiglia si faccia rivalere il costo sostenuto dal sistema sanitario, però qui è un problema di interlocuzioni. Se il tema è la spesa sanitaria ha un padre e una madre e si chiama Fondo Sanitario Nazionale e Fondo Sanitario Regionale, non l'aspetto alberghiero della casa di riposo che si trova magari a dover pagare gli stipendi perché ha firmato dei contratti alberghieri con dei soggetti che possono avere o non avere decadimento cognitivo. Però è una battaglia che secondo me è da portare avanti anche per chiarire meglio, insomma, la questione. Grazie, buona giornata. Allora, no, anche perché c'è la pubblicità adesso. Nel caso in cui non ce la faccia la famiglia, deve intervenire il comune? A quel punto sì. Allora, pubblicità e poi vi mostriamo altre slide preparate così entriamo anche nei numeri, no? Un po' nei dettagli. A tra poco. 5. Allora, torniamo in diretta. Andrea, mi sa che se ci puoi aiutare, avevo aperto la tabella giusta prima, quindi l'allegato in fondo, se tu mi puoi aiutare, torna indietro con la pagina, giù in fondo è l'allegato da scaricare, è A4 Totopensioni, giusto Francesca? E l'altro come si chiama? L'altro si chiama Pensioni 19 requisiti? Pensioni 19 requisiti. E allora prova a farci vedere, Andrea, quello, pensioni 19 requisiti. Proprio in diretta, Tutto in diretta, noi siamo nel live, facciamo capire. Questo, poi Francesca? Uno scoop in Questo? diretta, Ah sì, c'è una novità, una notizia. Fai la domanda a lui sugli ausili nelle case di riposo, poi io rincaro la dose. Ci aiutate a capire dopo. Cosa dovevamo dire che prima avevamo solo toccato, Francesca? Nei requisiti per l'anticipata, questa tabella richiama sia i requisiti per la pensione di vecchiaia, sia quelli per l'anticipata, sia le 4 principali opzioni per l'anticipo pensionistico. Forse si riferiva al signore, se scendiamo un pochino nella parte delle pensioni più giù, sì. questa è vecchiaia, poi sentiamo la telefonata anticipata, eccola nel qua. sistema retributivo è misto, abbiamo i 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne, 41 anni per i lavoratori precoci con la finestra di 3 mesi perché è stato congelato fino al 2026 l'aumento dovuto con l'aspettativa di vita, mentre nel sistema contributivo sono necessari 64 anni e almeno 20 anni di contributi, però c'è una soglia del signore di prima che dicevi prima, però la pensione deve essere superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, altrimenti se è più bassa non si può usufruire di questo tipo di... Questo è il punto che avevamo toccato proprio poco fa con la telefonata, ecco perché. Bene, grazie Francesca, telefonata ancora, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Mogliano Veneto. Marco, andiamo velocissimi, la prego. Volevo sapere, io ho visto su Striscia la Notizia, il canale 5, Mediaset, che molte case di riposo che fanno pagare rette anche da 2.500-2.600 euro al mese. Ci sono parecchi pazienti, sia vecchi che disabili, che vengono vessati quotidianamente. E io volevo chiedere al signor Paolino Barbiero cosa fa il sindacato per evitare queste situazioni, questi diciamo case di riposo dove... Certo, allora Marco guardi, rispondo anche io solo una cosa, che è vero che c'è anche un dibattito sulle telecamere, che purtroppo e per fortuna quando ci sono questi casi agghiaccianti di una vergogna totale vengono beccati perché c'è un'indagine, quindi l'importante è segnalare. È vero però, direttore, c'è anche un dibattito sul fatto di mettere o meno le telecamere, così come negli asili, no? Si discute molto di questo. Sì, cosa dice? Sì. Io sono nettamente contrario. La tutela la si fa responsabilizzando chi lavora nelle strutture. Cosa metto? Le telecamere nei bagni? Devo metterle anche sotto i letti? Certo, dove le metto? In cucina?
le metto anche nel Parlamento però, le metto anche dal dentista, le metto anche dal fruttivendolo. Dove le mettiamo? Mettiamo un mondo di telecamere, cioè noi pensiamo che con il controllo... Allora io dico, le strutture dove avvengono queste cose vanno chiuse, le persone vanno processate, vanno messe in prigione, perché chi se la prende con una persona non autosufficiente deve pagare a caro prezzo quello che dice, e quindi giustizia sia fatta, ma giustizialismo no. Non giustizialismo, avviamo processi di crescita e di responsabilità. Guardi che dove vengono fuori le cause, perché ci sono delle persone responsabili che si assumono il compito di... E allora dove viene fanno il bagno assistito? Mettiamo le telecamere sull'anziano? Mettiamo le telecamere sulla persona che non riesce a mangiare? Cosa facciamo? Cioè, voglio dire, è orripilante una cosa di questo. Io sono contrario. Noi a Treviso intanto ormai da 5 anni incontriamo tutte le case di riposo, pubbliche, private, cooperative, gestite dai comuni, fondazioni, e poi in tutte le case di riposo c'è anche il comitato dei familiari. Se queste strutture funzionano non c'è la necessità di mettere telecamere da nessuna parte, perché ognuno fa il suo mestiere e si assume la responsabilità. Noi tra l'altro quando riceviamo segnalazioni chiamiamo subito i direttori, i presidenti, li facciamo presente che sono pervenute queste segnalazioni e andiamo a verificare. Questo non esclude il fatto che ci siano situazioni negative, però questo confronto è l'anticorpo vero che serve per evitare che succedano queste situazioni purtroppo negative. Dall'altro canto poi tutta la partita della raccolta firme per fare in modo che ci siano norme più chiare e che ci siano i contributi necessari per tenere in equilibrio la gestione delle case di riposo è l'altro tassello, perché molto spesso queste situazioni accadono in case di riposo che non ce la fanno economicamente, quindi riducono il proprio personale, non danno i servizi di qualità a scapito poi del servizio e del relativo benessere che deve avere l'anziano che magari ha l'Alzheimer, la demenza senile o altri tipi di invalidità, inabilità. Chiaro? Aggiungerei un elemento su questo discorso, perché noi stiamo assistendo, ad esempio nel Veneto, a una espansione delle multinazionali delle case di riposo. Significa aziende e società spesso straniere che hanno dai 200 ai 250 mila posti letto e che stanno invadendo i territori. Allora, finché il governo della situazione rimane pubblica o comunque con dei riferimenti pubblici, manteniamo le rette attorno, come dire, a una quota sostenibile. Ma se va in mano alle grandi aziende viene fuori la stessa cosa che sta succedendo con i supermercati. Con i supermercati, con i grandi centri commerciali stanno chiudendo tutto il resto. E allora è evidente che quando il mercato ce l'ha in mano esclusivamente le grandi catene fanno il prezzo che vogliono. Fanno il prezzo che vogliono. Cioè arrivano magari con prezzi molto più vantaggiosi per uccidere il mercato. Assolutamente. L'altro giorno ero a Milano e c'era una banca che diceva ho investimenti per 1 miliardo di euro nel nord Italia nel settore delle case di riposo. Allora la politica, voglio dire, vuole governare questo sistema dando delle priorità. Faccio l'esempio, 30.000 posti letto nel Veneto. 15.000 sono privati, 15.000 sono pubblici, ma dei pubblici il 50% è esternalizzato a privati. Ulteriormente. Quindi siamo a un 25% di pubblici. L'altro giorno conversavo con delle persone e avevo il presidente dell'ISRA a mio fianco, che è pubblico, e dicevo, guarda, la differenza che passa tra te e un privato è questo. Te dici alla direzione non voglio aumentare le rette perché credo che sia giusto non mettere le mani nelle tasche dei cittadini, mentre il privato dice quanto posso aumentare le rette per fare in modo di non uscire dal mercato? Perché gli interessi sono ovviamente diversi. Questo non vuol dire che il privato è male. Questo vuol dire che il privato è bene nella misura in cui tu lo governi all'interno di un sistema e lo fai orientare all'interno di un sistema che vuole fare comunità, perché altrimenti non ne andiamo fuori. Posso chiedere dove sono queste multinazionali? No. Francesi soprattutto. Francesi. Quindi vogliono investire 1 miliardo nel nord Italia per fare nuove case di riposo. Assolutamente. E quante sedi hanno? A questo punto sono centinaia. Sono anche supera il migliaio di sedi attenzione, tra la Francia, la Germania, il Belgio, la Svizzera e l'Italia, ma si stanno espandendo a macchia d'olio. Vogliamo governarlo il sistema?
Chiaro. Telefonata ancora, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego signora. No, sono in linea ancora di prima. Come ancora in linea? No, ma noi siamo in diretta signora, forse parlava con i miei colleghi. Ah, va bene, posso mettere giù? Eh sì. Ah signora, oddio, ho capito. Ah ok, signora mi dica se ha una domanda o le abbiamo risposto da prima? Non ho capito. No, non mi avete risposto ancora. Ah ok, ci faccia la domanda. Io volevo chiedervi quando posso fare la denuncia di redditi, perché qui non trovo mai il numero con gli anni che mi rispondono. La denuncia dei redditi comincia da metà aprile, signora. Lo so, ma io ho telefonato tante volte, non posso andare tanto in giro perché non sto bene. E allora non mi rispondono mai. Allora, la denuncia dei redditi comincia da metà aprile, noi inviamo a casa a tutti una lettera con un appuntamento predefinito, con un numero di telefono per eventualmente spostare l'appuntamento nel caso in cui lei non potesse quel giorno. Ma io non mi sono arrivato niente ancora. Perché stanno arrivando adesso, perché cominciamo a metà di aprile, siamo come si dice inizio marzo, signora, c'è ancora un mese e mezzo. No, perché io volevo prevedere come se era a posto tutto quanto. No. Certo, giusto. Va bene che pagare le tasse non sono tanti che vogliono, lei invece vuole farlo subito, però insomma aspetta in metà di aprile. Uguali come guardi che ho lavorato dalla dopo tanti anni. Fossero come tutti lei, signora, questo paese avrebbe meno debiti. Grazie signora, un abbraccio, porti pazienza, appunto ci vuole ancora qualche giorno magari. Ci fermiamo pochi istanti, ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Che è il totale. Allora, ore 13, ultima parte, andiamo velocissimi. Francesca, ci aiuti tu a interpretare questa tabella? Andiamo velocissimi, sì. Che cosa sono nella Marca trevigiana, quindi giusto nel trevigiano, le strutture e i posti? Sì, okay, esatto, per richiamare il secondo punto della raccolta firme, la campagna di sensibilizzazione, ovvero la parte che riguarda l'aumento delle impegnative di residenzialità, perché quello che vediamo, appare evidente, è che le impegnative sono rimaste ferme più o meno da 10 anni, parliamo in Veneto di circa 25.000 scarse, i posti letto che ci potranno essere sono quasi 35.000, vuol dire che da 25 a 35 quei 10.000 posti possono essere coperti solo con le rette private, cioè un utente può entrare in casa di riposo ma senza il contributo della Regione. Ovviamente, come diceva anche Barbiero prima, questo significa un costo maggiore per le famiglie che devono sostenere rette anche fino ai 30.000 euro e un costo anche per le strutture che quando non ci perdono in toto perché hanno i posti vuoti, ricevono comunque una quota minore di risorse per coprire gli stessi servizi. Fammi capire, qua c'è scritto che i posti letto, stiamo parlando di posti letto? Sì, nella parte destra, gli esistenti sono 27.832 nel Veneto e noi ne abbiamo bisogno invece di... Se ne possono attivare in Veneto fino a quasi 35.000. Perfetto, che è quel numero in basso a destra. Ed è la programmazione che la stessa Regione del Veneto ha programmato, appunto. Ma questi 27.008 sono pubblici? Allora torniamo a quella... No? È misto. Questa è la somma totale. La somma di tutti. Esatto. Ok, e noi abbiamo bisogno di arrivare a quella cifra di 35.000, cioè altri 10.000 posti letto? Sono stati programmati. E perché sono stati programmati? Perché si è individuato un fabbisogno e si è detto che se ne possono individuare fino a un 25% in più, in previsione. Direttore, ne abbiamo bisogno, no? Allora il tema è questo, che la Regione ha pianificato con l'invecchiamento della popolazione di quanti posti letto ha bisogno e ha pianificato che siamo a 27 ma bisognerà arrivare a 36 perché il tasso di incremento dell'invecchiamento avrà bisogno di maggiori strutture per accogliere queste persone. E allora, nel frattempo però non è disposta. Si dice, se io ho 25.000 voucher, aiuti regionali e ho 35.000 posti letto di persone che hanno diritto di entrare, non di persone... Che hanno diritto come gli altri 25.000. Hanno diritto perché nella SVAMA
hanno punteggio elevato, quindi hanno diritto di entrare. Allora Barbiero, CGIL, CISL stanno dicendo, giustamente a mio modo di vedere, se io ho 35.000 posti letto ed è un diritto poter accoglierli, essere accolti nelle strutture, ci devono essere 35.000 aiuti regionali. Quindi da 25.000 attuali devono passare a 35.000 anche gli aiuti regionali, perché altrimenti una persona, come dire, ha di meno pagando di più. Tra l'altro a prescindere dal reddito. Cioè ha di meno perché c'è una paga discriminazione, meno c'è una discriminazione rispetto a non ha senso. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Mi sentite? Certo, forte e chiaro. Sì. Allora, io sono Marzia, faccio l'infermiera e volevo fare una domanda al rappresentante della CGIL per quanto riguarda l'opzione donna, perché ci sono molte informazioni ma non così precise. Io ho 57 anni di età, 36 o 37, perché non ho ben capito, di contributi. Allora, esatto. Sono stata assunta il 1° gennaio dell'83. Volevo chiedere, è possibile che io possa aderire all'opzione donna e in che modo, per favore? Allora, le leggo dal sito proprio della CGIL, ne parliamo spesso, la misura è prorogata anche per il 2019, riservata alle lavoratrici donne che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 e sceglieranno il sistema contributivo. Si va in pensione con 35 anni di contributi e 58 anni d'età per le dipendenti. E non ce li ha, perché ne ha 57. 59 per le autonome, no? Quindi non c'ha 58 anni, perché ne ha 57 adesso, mentre avrebbe dovuto... Io ne ho 57, Non sì. può scegliere l'opzione donna. Mi compio a gennaio del prossimo anno 58. No. Adesso no, se fanno la proroga sì, ma adesso no, non può scegliere l'opzione donna. Quindi bisogna aspettare, signora, se a dicembre di quest'anno, con la nuova legge di bilancio, ipotizzano di... Diciamo che la signora, l'unica via d'uscita certa che adesso se non è quella della pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributo. Eccolo qua, questa. È così. Capito? Eccola qua, signora, pensione anticipata. Viene da ridere anche a me, signora, perché poi tra l'altro non puoi fare un'operazione di quota 100 per 3 anni e fare l'opzione donna solo per un anno. Avrebbero dovuto fare eventualmente per tutte e tre le cose per 3 anni, perché non c'è solo l'opzione donna, c'è anche l'APE socia, c'è anche l'APE precoci, la fanno per un anno solo. Cioè hanno raccontato e stanno raccontando la fiaba di Cappuccetto Rosso, ma il problema non è chi la racconta, è chi sta credendo. Chiaro signora? Poi c'è anche il problema chiarissimo. Siccome siamo addirittura ad adesivo, c'è anche il problema degli ausili. Fa spiegare al direttore Marzia, tecnicamente che poi... Buona giornata Marzia. Che cosa succede con gli ausili? Niente, grazie invece per... allora, per funzionare c'è uno schema tipo, diciamo così, di convenzione tra le aziende sanitarie e le case di riposo. Si chiama appunto convenzione o accordo. È un accordo che viene prescritto, diciamo così, e definito dalla Regione del Veneto. Potrei raccontare una lunga storia di come negli ultimi 10 anni questo accordo è andato un po' sempre diminuendo come disponibilità nei confronti delle strutture, ma l'ultimo accordo ha introdotto una novità che determinerà uno sconquasso economico nelle strutture, che ha determinato un articolo, l'articolo 8 di questa convenzione, che dice che protesi e ausili non saranno più passati dal fondo sanitario regionale, ma dovranno essere in dotazione delle strutture. Quindi dovete acquistarle tutte voi? Allora il problema sostanziale è che, siccome le strutture non hanno soldi di suo, diciamo così, non c'è alternativa. Voglio dire, la matematica non è un'opinione. Se prima venivano passate per norma dai LEA, i livelli, diciamo, essenziali di assistenza, dal fondo sanitario regionale, adesso con questa convenzione si dice no, devono essere le case di riposo a procurarli. Se io devo procurare, ad esempio nel mio caso abbiamo 850 posti letto, se nel mio caso ho almeno 400 persone che usano, diciamo, delle carrozzine un po' attrezzate, un po' più strutturate, quelle esistenti... No,
Quelle esistenti devono essere alla fine del percorso ritirate, ma abbiamo un turnover del 30%. E quindi dovreste comprarne per esempio già 400? Allora significa spendere qualcosa come tra materassini antidecubito, carrozzine, tripodi, girelli, eccetera, eccetera, una media di spesa dai 2.000 ai 2.500 pro capite. Questo vuol dire 400 per 2,5 fa 1 milione di euro. Dovreste spendere 1 milione di euro. Io dico 1 milione di euro o vado a rubare o aumento le rette. Cioè, questa cosa qua è vergognosa, per non usare altre parole. Credo che i veneti devono svegliarsi, perché sono i governanti veneti che stanno decidendo questa roba qua, e io spero che i direttori, i presidenti della Casa Riposo, oltre a criticare questa cosa qua, non firmino nessuna convenzione. Noi abbiamo saputo questa roba l'altro ieri, ne approfittiamo di questa trasmissione perché credo che oltre a queste firme che stiamo raccogliendo su questi 3 temi apriremo un'ulteriore campagna, e mi piacerebbe tanto, visto che questa televisione fa servizio pubblico, avere anche un dibattito con Zaia e la Lanzarin qui, in modo che ci spiegano perché fanno queste cose. Cioè, non possono risparmiare soldi delle tasse dei veneti per togliere questa roba qua a chi ha pagato le tasse tutta la vita. Perché ricordo a tutti che prima o dopo ci finiremo tutti in casa di riposo, avremo bisogno di assistenza, e se si toglie sempre di più a questo, non si fa un'operazione di protezione a chi ha donato a questo territorio, e adesso è ora che la politica ritorni a loro quanto hanno donato a questo territorio. È vergognosa sta roba. Di coinvolgere appunto Manuela Lanzarin, è assessore anche al comparto, e su queste cose dobbiamo discutere, appunto capire con lei anche le motivazioni, avere una risposta, e vediamo anche delle ipotesi di soluzione. Perché poi dopo se domandano cosa fa il sindacato, bisogna che la gente non si fermi solo a domandare cosa fa il sindacato, ma che si arrabbiano anche, che prendano il numero di telefono e che chiamino Zaia, che chiamino Lanzarin. Se non hanno il numero lo mettiamo noi, no? Cioè, non hai capito? C'è sempre così, ogni volta il problema è cosa fa il sindacato, perché noi accettiamo tutte queste cose, perché non ci indigniamo? Allora ci sono dei direttori che ci hanno detto che c'è questa cosa, altri che invece stanno zitti perché hanno paura di esporsi, è ora di finirla. La politica deve fare il bene comune. Grazie, ci fermiamo, ricordatevi i telegiornali a partire dalle 18:30 e poi 20:10 questa sera, e la prima serata con lo sport qui Studio Voi Stadio. Buona giornata.